Siamo con il sindaco di Realmonte che ci vuole sintetizzare ciò che sono stati i punti principali della sua relazione al Consiglio Comunale relativamente agli obiettivi raggiunti in questo anno di sindacatura. Sì, è stato un anno complicato dove la pandemia ha rallentato ogni attività, eppure scrivendo la relazione devo dire che la soddisfazione per avere portato avanti tante attività, per avere raggiunto tanti obiettivi, raggiunti grazie a un lavoro silenzioso, a un'interlocuzione costante con i vari enti, mi ha portata a una grande soddisfazione, perché non appena insediati abbiamo avuto il primo caso della terza ondata Covid-19, immediatamente abbiamo attivato il COC, siamo riusciti a portare più volte il comune a comune Covid free, nonostante dei picchi e nonostante i comuni limitrofi fossero zona rossa. Contemporaneamente alla questione emergenziale abbiamo affrontato tante altre questioni importantissime del comune di Realmonte, che ci porteranno sicuramente una crescita e un futuro più roseo per questa comunità, e mi riferisco alla Scala dei Turchi e al piano regolatore generale. La Scala dei Turchi è oggetto di un contenzioso in sede civile e di un'azione giudiziaria in sede penale. È stata definita con l'emissione di un decreto penale di condanna dal punto di vista penale, e in sede civile invece abbiamo avuto recentemente la proposta del proprietario catastale delle Porticelle di cedere al comune di Realmonte gratuitamente il sito. A seguito della procedura penale, insomma, si è scoperto che la messa in sicurezza sulla parte ad est non era sufficiente, che l'intero costone e la parte ad ovest necessitavano di interventi, ed è per questo che abbiamo chiesto direttamente al presidente Musumeci, e da ultimo e prima di lui all'assessore Cordaro, al dottore Croce eccetera, di intervenire, di attenzionare la questione. Recentemente abbiamo avuto la notizia che 1 milione di euro è stato finanziato per uno studio che porterà a un progetto di messa in sicurezza. Abbiamo fatto anche dei passaggi in autorità di bacino per capire se è possibile, nelle more che venga completato lo studio, fruire della parte ad est, atteso che i periti hanno detto e relazionato che è un'area sicura e che l'intervento della protezione civile può rende fruibile il sito. Per quanto riguarda il piano regolatore generale, ricordo che è un progetto che parte nel 74, che la scorsa amministrazione ha attenzionato, ma noi non appena ci siamo insediati abbiamo ricevuto una nota che metteva in discussione la VAS. Anche qui i vari passaggi in assessorato regionale col dirigente, che io ringrazio, il dottore Beringhieri, hanno portato ad una soluzione. Infatti recentemente è stata dichiarata superata la criticità inerente al VAS e quindi siamo andati avanti. Si spera che si possa a breve completare l'iter di approvazione del piano regolatore generale, e quindi di dare alla comunità di Realmonte questo piano che tutti aspettano. Tante altre cose sono state fatte, lo dicevo prima, abbiamo pensato anche a una riqualificazione urbana, non solo di messa in sicurezza di alcune aree, quelle più importanti del territorio, ma anche alla bellezza, cioè a caratterizzare quelle aree e quindi a degli elementi di arredo urbano che potessero rendere appetibile il territorio anche sotto questo profilo.
è stato pensato un intervento presso la villetta comunale, già questo era inserito nel nostro programma, quindi possiamo dire che a distanza di un anno un altro obiettivo è stato raggiunto. Il cantiere è aperto, lo abbiamo avviato a settembre. Abbiamo avuto un rallentamento dovuto a una perdita idrica che era sotto la vecchia fontana e quindi la necessità di mettere in sicurezza l'area. Io devo dire, da sindaco, per l'incolumità pubblica, meno male che abbiamo pensato a una riqualificazione della villetta, perché ci siamo resi conto che non era sicura, che vi era sotto una voragine che metteva a rischio i fruitori, quindi non solo la bellezza ma anche un'area sicura. Stessa cosa abbiamo pensato per Villa Poggio Africano. In realtà questo è un progetto che viene da lontano, lo ereditiamo dalla vecchia amministrazione, quella che ci ha preceduto, di cui ho fatto parte, quindi per me è un percorso in continuità. Inizio 6 anni fa e oggi approdo con una novità, che è quella dell'elemento distintivo. Quindi riqualificare per noi significa anche caratterizzare, significa ritornare alle nostre tradizioni, che abbiamo pensato con un gruppo di creativi del territorio di Realmonte, con degli artisti ma anche dei tecnici, di utilizzare elementi che ci appartengono, le ceramiche, i toni forti, di sostituire delle piante che ci sono, alcune non assolutamente adeguate per delle aree fruibili alla portata dei bambini, con piante autoctone o aranceti selvaggi, trame nella pavimentazione, elementi di novità, quindi le nostre tradizioni, i nostri sapori, i nostri colori, i nostri profumi, ma rivisitati in chiave moderna, con delle tonalità mediterranee primarie ed elementi appunto caratterizzanti, i profumi delle zagare, eccetera. Questo perché? Perché riteniamo che Realmonte abbia delle bellezze paesaggistiche che tutte vedono, ma necessiti di una riqualificazione urbana che sia in linea con quelle bellezze. Quindi il centro abitato, noi abbiamo un progetto che ci ha occupato in questi giorni, che è Carricacina Aggrega. Carricacina Aggrega è un'attività, è un contenitore, un progetto specifico del nostro programma che quest'anno realizzeremo in piazza e nelle aree limitrofe, quindi non lasciando indietro né quartieri né tantomeno aree periferiche, ma che per i prossimi anni vogliamo pensare in modo più chirurgico, ecco, vari posti del territorio, nelle villette che per noi sono un terrazzo che si affaccia sul Mediterraneo con una vista meravigliosa, e quindi fare vivere queste aree che a quel punto noi ci auguriamo, ma siamo fiduciosi che ciò accada, saranno già ripristinate e già definite. Stavo dicendo che vi è quindi la volontà di mettere in sicurezza delle aree ma anche di caratterizzarle, quindi abbiamo avuto l'idea di creare dei grandi percorsi deviali di cui avanti parleremo meglio. Però che il cui progetto è già in essere, come dicevo. Infatti oltre alla villetta comunale, oltre a Poggio Africano, verrà ripristinato il teatro comunale, verrà creata anche lì una via, la discesa dell'opera, con elementi che caratterizzano il territorio ma anche con la nostra storia. Lì abbiamo pensato la storia di Orlando, ecco, che perde il senno e poi lo riacquista, utilizzando e ricollocando la fontana che è stata rimossa dalla villetta comunale e dando una nuova vita a questa fontana. Quindi non c'è assolutamente l'intenzione di perdere dei materiali che noi abbiamo, ma di riutilizzarli, anzi meglio di calarli in un progetto che passi attraverso la bellezza. Cosa dire? Il progetto, avevamo un progetto, abbiamo parlato di un presidio di legalità
in via Venezia presso la ex scuola dell'infanzia. Il progetto già è stato definito e a breve chiederemo un finanziamento per ristrutturare quell'area in modo da avere non solo il presidio di legalità, ma una continuità di lavoro, maggiore unità sul territorio, insomma di avere sicurezza, di avere un paese sicuro. Tante altre cose noi abbiamo fatto, abbiamo 2 assistenti sociali che sono transitate dal distretto, abbiamo nonostante la pandemia realizzato la manifestazione Costa Bianca in linea con la normativa anti-Covid dopo le necessarie autorizzazioni, abbiamo realizzato una rassegna letteraria importante dove veniva valorizzato non solo l'evento ma anche il territorio attraverso la presentazione di libri in attività del territorio. Siamo andati al Faro, siamo andati da San Filippo, Bahia, Scala dei Turchi, insomma abbiamo visitato l'intero territorio partendo da Leonardo Sciascia con Cavallaro e passando per il giudice Guarnotta, quindi il pool antimafia, la nostra storia, ecco la storia italiana, la storia che ci dice che la Sicilia deve essere restituita ai siciliani onesti, i siciliani onesti e la consapevolezza, ecco, della volontà, ecco, di arrivare a una Sicilia di persone per bene. E poi siamo approdati a un evento, alla presentazione di un testo da parte del professore Cottone. Si parlava di storia, delle nostre radici, della genesi, ecco, della nascita del comune, di questa comunità. Tante altre attività abbiamo fatto con ufficio tecnico, i progetti FLAG, progetti alcuni dei quali che partono dall'amministrazione di cui ho fatto parte, quindi per quanto mi riguarda sono progetti in continuità che nascono con me e approdano con la mia amministrazione Lattuca. Sono quattro impianti, uno all'Acquedolci, l'altro nel viale, ecco, della Scala dei Turchi, via Peppino Impastato e la strada della miniera, quindi anche qui un obiettivo raggiunto, inserito nel programma, e a distanza di un anno possiamo dire abbiamo realizzato anche questo. Abbiamo attenzionato la questione della viabilità. A breve ci saranno degli interventi su aree periferiche e turistiche, come ad esempio Giallonardo e Pergole e lo Scavuzzo, peraltro Scavuzzo che non appena insediati abbiamo illuminato, perché un impianto che era al buio da tanti anni è stato ripristinato. Tante cose, sono soddisfatta, devo dire, per questo dico grazie alla mia squadra, all'assessore Fugallo, lavori pubblici e urbanistica, che è stato con me sempre, sin dall'inizio. Abbiamo interloquito con gli enti territoriali, l'assessorato regionale, il dirigente, l'assessore Cordaro, il presidente Musumeci, insomma abbiamo lavorato tanto, un lavoro che la gente non ha visto ma che poi ha portato ai risultati concreti, una fase, uno step in più per il piano regolatore generale e 1 milione di finanziamento per quanto riguarda Scala dei Turchi, e tante altre cose. La realizzazione della villetta, il progetto esecutivo di Poggio Africano, quindi veramente grazie all'assessore che con me, insomma, in prima linea ha continuamente, senza soluzione di continuità, lavorato per il territorio di Realmonte. Allo stesso modo ringrazio il vice sindaco, la dottoressa Arcuri, che
si è occupata dei servizi sociali, degli affari generali, dei progetti di servizio civile, ce ne sono due a Realmonte, uno che riguarda la scuola, l'altro che riguarda l'ambiente, con anche l'istituzione del tavolo della solidarietà, con la sottoscrizione di vari protocolli d'intesa e con la realizzazione di tanti progetti per l'infanzia, quindi anche sotto questo profilo obiettivo raggiunto a distanza di un anno. E a seguire devo ringraziare anche l'assessore Anastasi, allo stesso modo degli altri lei ha lavorato incessantemente, siamo andati, è andata all'ASP, anche lei, quindi una persona molto dinamica che ha portato a dei risultati concreti, i 5 punti vaccinali che sono stati realizzati, la garanzia di poter ripristinare la guardia medica turistica, insomma tante attività che il cittadino non ha visto ma che poi hanno portato a un risultato concreto o alla previsione a breve termine di raggiungerlo. E infine ringrazio l'assessore Fiorica, con lui abbiamo portato avanti tutte le attività culturali, quindi la rassegna letteraria a cui facevo riferimento poc'anzi, la stagione estiva con la manifestazione Costa Bianca e tante altre attività, insomma, che per noi significano, ecco, equivalgono al raggiungimento dell'obiettivo e quindi alla realizzazione a distanza di un anno del nostro programma. Ringrazio il Presidente del Consiglio che ha sempre fatto da collante tra la Giunta e il Consiglio Comunale, anche lui impegnato in tutte le attività che abbiamo svolto, e tutti i consiglieri di maggioranza ma anche di minoranza, quando infatti sono arrivate delle proposte che mettevano al primo posto i cittadini, sono state accolte, perché noi abbiamo sempre sostenuto che non ci piace l'attività strumentale, ecco, la demagogia, invece l'attività propositiva, fare squadra nell'interesse dei cittadini, quello per noi come dire, è il raggiungimento, ecco, l'ulteriore raggiungimento del nostro obiettivo, e cioè quello di crescere attraverso la bellezza facendo squadra con tutti. Che dire, quindi tante cose sono state fatte, tante altre verranno fatte, sicuro è che non ci fermeremo e che continueremo a lavorare per il bene del nostro territorio. Sindaco, anche nel sociale avete realizzato diverse iniziative, ma anche per ciò che riguarda la pulizia del vostro comune. Ecco, ci dica in conclusione le ultime novità. Sì, io tutte le cose di cui ho parlato le ho illustrate nella mia relazione che si può trovare in allegato alla delibera di Consiglio Comunale, e quindi già pubblicata in albo pretorio del Comune di Realmonte e scaricabile da chiunque. Sì, abbiamo fatto tante cose, ne ho parlato, tavolo della solidarietà, vado a scorrere, ho la relazione davanti, per esempio la convenzione SPRAR, i servizi sociali, sono transitate 2 assistenti sociali dal distretto, abbiamo approvato 6 progetti PUC, quindi il reddito di cittadinanza, perché vogliamo dare dignità al lavoro, non ci piacciono le persone, come diceva Papa Francesco, che poltriscono in poltrona, appunto, ci piace la gente dinamica che percepisce il reddito ma che poi sia utile anche per una dignità personale alla collettività. Quindi contatti con UEPE, presa in carico di situazioni di disagio familiare e tante altre cose in campo sociale. Abbiamo in essere 2 progetti di servizio civile, Educare e Crescere e la cura e l'ambiente, quindi 12 unità che ci aiutano sia in ambito scolastico che anche per la pulizia del territorio. Abbiamo avviato il servizio civico Scala dei Turchi, l'attività di Greste 2021 nonostante la pandemia, quindi nel rispetto rigoroso della normativa, i centri estivi,
convenzioni e protocolli d'intesa con ACS, Rosa Leventi ed altre associazioni senza scopo di lucro, attivazione di servizi distrettuali, attivazione di servizi per i disabili gravi, per gli anziani, per l'assistenza domiciliare, del servizio autonomia alla comunicazione, che noi siamo fortemente convinti che una comunità che cresca attraverso la bellezza non può lasciare indietro le fragilità. Quindi come nostro obiettivo c'è quello di attenzionare gli aspetti, come direbbe qualcuno, e lo uso tra virgolette, gli ultimi, che sono gli anziani, che sono i disabili, che sono i fragili. Per noi queste persone devono essere, ecco, figure, persone messe al centro, ecco, di un'azione amministrativa. E vado avanti, cultura, turismo, sport e giovani, stavo parlando della manifestazione Costa Bianca, nel rispetto della normativa infatti si è svolta la manifestazione estiva, la 42esima edizione, e abbiamo messo a punto una rassegna letteraria per promuovere il territorio sia dal punto di vista paesaggistico che culturale. Lo spot dei giovani, abbiamo anche interloquito con la Procura della Repubblica, abbiamo fatto un'istanza a mezzo del nostro avvocato, abbiamo ottenuto un nulla osta comunicato agli altri enti per la realizzazione di uno spot sulla Scala dei Turchi. Ci è stata concessa l'autorizzazione e 5 giovani talenti del comune di Realmonte, ragazzi che hanno raggiunto il professionismo, ci hanno aiutati, ecco, a promuovere il territorio e a valorizzare la Scala. Poi un convegno che si inseriva in un progetto FLAG, varietà e potenzialità della costa di Realmonte, patrimonio da preservare e da valorizzare, c'era il comandante provinciale, c'erano le associazioni ambientaliste, l'assessorato regionale, gli enti territoriali, i provinciali, insomma in squadra abbiamo cercato di mettere a fuoco le criticità di questo territorio e di parlare delle varie potenzialità, ecco, del futuro di questa comunità. Gestione di servizi comunali e del personale, tutti i piani, che Realmonte è un comune che ciò, insomma, appartiene a tutti i comuni del meridione, alla gran parte quantomeno, ha una carenza di risorse umane, pertanto stiamo cercando, ecco, di bandire dei concorsi, stiamo lavorando per questo, in modo da avere maggiore, ecco, risorsa umana e delle professionalità, ecco, che ci consentano di mettere a punto con maggiore professionalità i progetti per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Tante altre cose che troverete nella relazione, sempre in ambito del primo settore. Abbiamo dato attenzione alla vigilanza sul territorio con l'istituzione appunto di queste unità di servizio civico, ma anche con le realtà locali presenti, con le associazioni. Realmonte, le associazioni sono una presenza importante che aiuta l'amministrazione in tutte le attività che svolge. Poi insomma abbiamo potenziato l'URP anche a causa del Covid-19, attivando tutti i protocolli previsti dalla legge, la protezione civile, il COC, attivati immediatamente a seguito del primo caso della terza ondata Covid-19 che risale a ottobre scorso. Dicevo, siamo riusciti a gestire la pandemia, a riportare il comune in area Covid free, nonostante, ecco, i comuni limitrofi fossero dichiarati zona rossa, insomma tanto lavoro di tante persone che con delle specifiche competenze ci hanno consentito di gestire la pandemia in modo sereno, chiaramente compatibilmente con quello che un evento che non ha precedenti può
comportare. Abbiamo messo a punto con l'ASP di Agrigento 5 punti vaccinali, siamo riusciti a vaccinare più dell'80% della popolazione con le prime dosi, seconde dosi, e adesso col quinto punto vaccinale addirittura abbiamo somministrato le terze dosi, per cui la comunità è una bellissima comunità, l'ho detto più volte, è molto attenta, segue gli input dell'amministrazione e ci consente poi di raggiungere gli obiettivi. Poi abbiamo il servizio, l'archivio, abbiamo ripristinato l'archivio, questo anche per maggiore celerità relativa alle stanze ecobonus, sisma bonus, poi il servizio connesso all'ARO che riguarda appunto la pulizia e la raccolta differenziata è stato oggetto di un progetto discusso anche con Portempedo, che è stato infatti spostato un giorno di differenziata per rendere il paese più virtuoso nello smaltimento dei rifiuti, quindi è stato spostato un giorno il mercoledì con lunedì plastica il luogo della indifferenziata e viceversa, perché comunque Realmonte è un comune che negli anni si è confermato come comune virtuoso e la gente differenzia, la fa bene la differenziata. Certo, si può sempre migliorare, il nostro obiettivo è quello di essere sempre, ecco, di migliorare con le campagne di sensibilizzazione verso lo smaltimento, con delle attività rivolte alla scuola, alcune già sono state realizzate, altre sono in cantiere. Peraltro il Comune ha dato priorità massima alla pulizia, credo lo abbiano visto tutti, che abbiamo pensato che un paese che vuole crescere attraverso il turismo debba essere un paese pulito. Quando il turista arriva a Realmonte deve trovare sicuramente non solo i servizi, ci stiamo pensando a quelli, cioè sono delle cose che sono un po' più, possono essere programmate ma un po' più a lunga scadenza, ma sicuramente nell'immediato si devono ritrovare un paese pulito e vivibile. Abbiamo tutti, per cronaca sappiamo la sorte di Girgenti Acque, e il comune di Realmonte, come tanti altri comuni, ha aderito ad AICA, Azienda Idrica Comuni di Agrigentini. Certo, AICA significa in questo momento significa è in un momento transitorio, deve essere messo a regime, e quindi stiamo da un lato rispetto agli interventi da fare attraverso un protocollo, il Comune agisce in sostituzione dopo aver fatto la segnalazione ad AICA, dall'altro a breve verrà istituito un centro, un ufficio ad hoc che avrà lo scopo di raccogliere le domande, le istanze, i contratti eccetera, e poi trasmettere ad AICA senza fare spostare quei cittadini che altrimenti sarebbero costretti ad andare ad Agrigento. Illuminazione, ho parlato dei 4 progetti del progetto FLAG che insiste sul tratto della SP68, ma ci sono anche l'impianto ad acque dolci, l'impianto in via Peppino Imbastato e l'impianto alla strada della miniera. I progetti chiaramente sono stati realizzati attraverso dei finanziamenti statali, quindi nessun costo per l'amministrazione comunale. In ambito alla manutenzione e al recupero ho già detto che stiamo provvedendo a risistemare e mettere in sicurezza alcune aree, villette eccetera, ma al contempo le stiamo caratterizzando, quindi ecco ancora il tema della bellezza che è centrale per la crescita e lo sviluppo di questo territorio. Ho parlato già di Scala dei Turchi, una collocazione di nuove ringhiere attraverso un altro finanziamento, tante cose. Devo dire che siamo veramente soddisfatti del lavoro svolto in un anno di amministrazione. Io posso dire che nonostante la pandemia, nonostante la criticità, le difficoltà anche finanziarie, questa amministrazione è riuscita a fare tanto. Tanti obiettivi inseriti nel nostro programma sono stati raggiunti.
ripeto, troverete le indicazioni nella relazione annuale che è già agli atti, quindi è scaricabile presso l'albo pretorio del comune di Realmonte. Arriviamo allora alla conclusione di questa lunga relazione dove lei ha potuto modo di illustrare ai concittadini realmontini, ma non solo, gli obiettivi che avete raggiunto. Ecco, per non ultimo il PUDM e cosa state organizzando anche per le manifestazioni natalizie. Sì, PUDM siamo a buon punto, abbiamo già fatto un atto di indirizzo, abbiamo integrato l'incarico al tecnico che era stato nominato in precedenza per estendere le attività di delimitazione dell'area demaniale dalla sola spiaggia di Caporossello e Punta Grande all'intera costa realmontina e a tutte le aree che al momento non sono fruibili, quindi già siamo al secondo step di questa attività, un primo si è concluso, a breve trasmetteremo in assessorato regionale il nostro piano, il PUDM, che poi sarà soggetto alle approvazioni e ritrasmesso al comune per il passaggio in consiglio comunale. Qual è l'idea? Quella di dare servizi sia quelli reali che già sono, per cui c'è già possibilità di fare dei progetti e realizzarli, sia quelli su cui si può ragionare in astratto, che possono essere oggetto, ecco, di un lavoro a breve o meglio a medio-lungo termine. Insomma, si sta pensando di creare un porticciolo se ci sono i presupposti, di fare delle pedane che arrivano sino al pero dell'acqua, insomma tutte questioni di cui abbiamo parlato nel programma, che sono in essere, per cui c'è già una serie di interlocuzioni, di incontri, di attività, ecco, che la gente non ha visto, che noi abbiamo fatto e che ci ha portato a dei risultati concreti. Allora, qualcosa si è fatto relativamente al porticciolo turistico che dovrebbe sorgere a Realmonte? A noi piacerebbe, ecco, nascesse a Realmonte, verrà inserito come obiettivo nel PUDM, che a breve verrà trasmesso in assessorato regionale per i pareri di competenze e poi portato in consiglio comunale. No, abbiamo avuto un'altra questione che ha assorbito l'intera amministrazione quest'estate, che riguarda un'ordinanza di inibizione di due aree, che sono quella del Porticciolo, che è una piccola area con uno specchio d'acqua dove un'associazione con diversi natanti ogni estate ha trovato collocazione. Quest'anno, a seguito di una segnalazione di un'associazione ambientalista, è stato emesso un primo parere dell'ufficio di genio civile, seguita una ordinanza della STA a cui l'amministrazione comunale chiaramente si è uniformata, e da lì una serie di passaggi con ufficio di genio civile, STA e infine in autorità di bacino, per capire se invece ci sono i presupposti per una mitigazione, quindi restituire parte dell'area ai fruitori. In verità, da un ultimo parere dell'ufficio di genio civile sembrerebbe che, ecco, le condizioni ci siano, perché l'area interdetta è un'area distante dall'area P4, quindi quella più critica perché è tutta oggetto di PAI, quindi l'area interdetta dista, stavo dicendo, 120 metri circa, è alta 66 metri, quindi un eventuale ruzzolamento non potrebbe mai raggiungere le persone che insistono sulla parte contigua. Pertanto, alla luce di una sicurezza per l'incolumità pubblica, l'amministrazione comunale appunto si è fatta portavoce di questa possibilità, ecco, per l'economia locale, per i turisti, per quei natanti che avevano lì una collocazione, in modo da, ecco, in sicurezza restituire un'area alla collettività. Ecco, parliamo ora non ultimo le iniziative di Natale che state realizzando. Per le iniziative di Natale
certo, devo dire grazie alle associazioni, alla parrocchia, all'Istituto Comprensivo Garibaldi, alla Caserma dei Carabinieri, a programmare con l'amministrazione comunale una serie di attività che in linea con la normativa anti-Covid possa fare vivere, ecco, l'atmosfera natalizia a questa comunità. Non dobbiamo rischiare, ecco, di creare assembramento o di creare troppa confusione, ma garantiremo, ecco, un manifesto, un calendario che possa veramente fare vivere l'area natalizia, che passi attraverso le tradizioni, alle pietanze, laboratori, alla possibilità di degustare presso le varie attività del territorio i prodotti tipici, insomma un programma veramente vario e ricco.